Oggi siamo in sul comune di Arborea, ma precisamente siamo andando a conoscere la cooperativa dei pescadores di Sant'Andrea. È una cooperativa minore, ma tiene un territorio bellissimo che è terra nostra. Vi spiego da lui a conoscere. Grazie Giuseppe Vacca, per nos aver golleu, siamo in sa cooperativa dei pescadores Sant'Andrea. Sì. Poi sì, noi che siete vicepresidente, ite che narrare a fare parte di questa cooperativa? Adesso ho la responsabilità di imparare con i suoi presidenti a gestire bene questa cosa, da far funzionare bene. Quando nasce questa cooperativa? Già 60 anni. 60 anni? Sì. Ci viene vabbè, babbo nostro. Babbo mio non fa pescatore, però a me ci vuole un figli di babbo che è fondata questa cooperativa. E quando è che hanno deciso di avere una cooperativa dei pescatori? Quando è che hanno deciso di si porre pari? Sì? Prima lavorando al mare, diventavamo sul mare, infatti non sciusciavo tutto, ci viene scanto pescatori, invece si hanno deciso, perché prima questo tenia un mare, questo stanno. Ah. Poi quando è molto su mare, non mi ricordo il suo nome, hanno deciso di duplicare questo su gestione, perché andavo a questa regione e questa regione ha donato a questi anziani, ai babbi. Che venivano a pescare. Da quanto siete? Traballante a mare questo su prima e poi andate lì a gestione questa cooperativa ora. Dante formata questo su questa cooperativa, 55-60 anni fa. Quando è cominciata sicuramente la situazione è diversa, a venire a pescare 60 anni fa che è diverso vince a suo modo di pescare? Quando ci siamo 32 anni, perciò via come attaccando l'ante formata questa cooperativa. E noi abbiamo che tu dai una occhiata e tutto si vede in ogni luogo, ma prima via una foresta di vegetazione. Addirittura 32 anni fa, esprimata chi andava in barchetta, ci viene tradotto scammino, su cose, mi vedrio. Figurati come ti via da noi. Poi te quanto ermanno? Intorno a 190 ettari. Ermeda? 190 ettari su di questa superficie a sacco e poi c'è tutta questa vegetazione pure. È mano. E oggi come te la vedete rispetto a quando adesso cominciato? Quale differenza vi sono? Prima eravamo traballaiamo su mughetto, anguilla, grappa, meda, ci via e basta. A differenza noi abbiamo cambiato l'ecosistema, cassavo su sparrito, cassavo su una zona che è qualificata e c'è cocciuaniera, traballavo regolarmente perché tenevo questa qualificazione, non mi ricordo quanto ettari su è. Alberto Porco, tu invece sei presidente di questa cooperativa. Da quanto sei giovane, da quanto sei diventato presidente? Allora, adesso sono diventato presidente di questa cooperativa, adesso 18 del mese di giugno. Se entrare in cooperativa come socio del mese di marzo. E poi, quando vengo a domo, scanto socio, si è domandato di vai su presidente, questa tecnologia di oggi, tutte le cose di oggi, questo sono gente che ha di 60 anni, di 50 anni, comunque. È pago gestibile questa cosa, quindi mi hanno domandato di vai su presidente, io non fui convinto, perché appena entravo novizio e non mi do di vai su presidente, però poi mi ha affiancato il suo vicepresidente che è Giuseppe Vacca, poi è giusto, non è inutile che entrare senza esperienza, senza nulla, vai su presidente, però mi serviva uno di esperienza, soprattutto vostra pesca, vostra peschiera, come imparare il suo mestiere e tutto. Tu casa tu sei socio del Paco, quando è che hai deciso di diventare socio della cooperativa e poi te? Allora, devo bene in questa cooperativa già ho scantato, prima ci vi associazione mio, noi entro che mo in pensione, ci ha passato altri parenti pure in questa cooperativa, però adesso sono sempre bene, su amici, su varie ocenze, insomma, festicette, tutte cose così. E sa, tira e molla, perché io più di volte che stiamo in ma ti immagini se diventare socio cooperativa? Boh, poi adesso non si sci mai, si fila, poi sto ballicendo il mio dentro, quindi non devo pensare mai. E tira e molla, se viene succede che ci dice che ci lì ad andare, ma ti avvertono, la che ci dice che ci andare, poi non sei sicuro, poi non lampo, entro subito, non devo credere manco Dio.
E sa, io strumentavo perché da singizio, po' questioni burocratica, però che non per entrare già adesso non prima, insomma da novembre. E invece è stato che tocca entrare in marzo, trovo cose altre, poi su traballo, una capottaggio di posizioni di traballo, comunque insomma, devo risolvere questa fine in 3 mesi e se non trovo a marzo. Alberto, vediamo se un pago del territorio, in dove siamo in Noghe e ite possiamo accattare. Se sono territorio di Arborea e noi si può accattare, a parte che è la zona, se su zona SIC, zona Ramsa, tutte cose poi, si può accattare ogni razza pilloni nell'arco dell'anno, nell'auso. Io adesso per far girare un barco possiamo stare tutto il fenicottero, tranne Scormorano, sopra Scormorano se si può subire perché senti fizza troppo. C'è la razza Sattianati, c'è di ogni razza pilloni. Io adesso per far girare un barco possiamo stare. Morfedda uno pago del suo territorio, la bellezza sa di vivere in Noghe sicuramente non manca in Alberto, però a parte questa bellezza dobbiamo pensare finché a difficoltà di essere in Noghe, e te che narrare a essere pescatori in Noghe in questa cooperativa in questo territorio. Allora, il problema che abbiamo è che quando siamo entrati, ho visto subito questo problema. Sul cambiamento climatico. Sul cambiamento climatico potendo purtroppo cambiamento proprio all'interno del suo compendio, sa vischia e tutte queste cose. Teniamo a razza aliena che appunto arriva non si scende in noi, teniamo cavolo che è granchio reale dalle chele blu, teniamo gambero killer, teniamo sa noce di mare, è una specie di mollusco che invade il suo stagno, un bodio tonnellata soccano. Proprio si tuppa da tutta questa attrezzatura di vischia e non si fa traballare questa vischia. Vuol dire che se usiamo a suo stagno, abbiamo 6 pescatori, in 6 pescatori ne ho fatto 20 kg di anguilla. Una cosa catastrofica. Catastrofica perché c'è gente che proprio vive sopra queste cose, c'è gente che vive sopra questo che si chiama suo stagno. Certi che a questo cambiamento un mega si comporta problemi a livello economico. Quali sono i periodi dell'anno che magari sono proscritti per voi? Trabalhavo bene con questo pesce buttarica, ho scelto che morire si senti purtroppo truncare le gambe in questo periodo, perché ho potuto quintalli si desparrite in un motto che non è ancora pronto, però in questo periodo si è stato pronto su questo commercio, scelto che purtroppo se ho una cooperativa che non è traballando con questa visca su sparrito. Poi ti ho subito un morire. Poi, ripeto, questa questione del sanguida, io traballo un mare sul mese di ottobre, questa sanguida è tanto illimitata, si può pescare sul mese di ottobre e sul mese sull'ultimo di dicembre, poi da taverna a marzo-aprile, quando praticamente non c'è nulla, però se la regione decide e no, se esce da causa. Ma questo sono questi che si mutano in fermo biologico, sono queste cose? No, sul fermo biologico non esiste più. No, è una cosa che spiega già è questa cosa, quindi sul fermo biologico non esiste. A su che sciuta non esiste più. Poi tannanta che prima ci via sul fermo biologico, è obbligato a parlare a terra con questa attrezzatura, con barca a frimasa, e di un altro indennizzo, ti pagante a su che secondo gusto, su poi adesso su fatto la quella sta vai, esatto. Ma questa cosa non c'è più, anzi, mentre si indica tutto, perché no, se può fare di domanda se fosse indennizzo, però ho un troppo documento se può accedere agli indennizzi. Alberto, vediamo un attimo di questa che definimo specie aliene, che possono arrivare in in mille modi, cussar barca, battere di terue, mareggiate particolari, scambiamento climatico, e te danno anche. Allora, intanto a su che si innanta, gli esperti sul del noso, pare che siano terribili con le acque stagnanti dei bar, dei navi. Arrivano a noi, scaricano il noso, sapremo che andava a castigare sul Golfo di Stanesi, se sono diretto da saucata del golfo, quindi si arriva già dotta in noi. Con qualcosa tanti cassati a marcedivura, su che è punteggio, però noso può andare questo cavolo mano a mano lo stesso, non ho cassato troppo soccano. E mesco collo sono di danioso ancora a me ed è pittichetto, quindi sicuramente si dà cattavo soccano chi già in mano. Quindi se mobile sopra che dove trovare che si possa entrare sul mercato di questo cavolo, dato che si fa un danno a noi, ci causa di fare, insomma, di trasformare del danno a economia vostra cooperativa. È una razza che ancora non è connota nei ristoranti, nei commercianti, se sono commercianti nostri addirittura si domandava se si indiano un riga chilo se lo riapprovare in questa zona Susa, in questa zona della Costa Smeralda, San Teodoro. Non ci devo fare perché non si domandava, non devo cassare bluso.
Però tornai, in questo periodo, essendo in guida, tenevo scocollo che non ti prendo di questo cavolo piticcheddo, quindi non è che è pronto può essere commerciale, però tocca da vicino dove entrare sul mercato e rendi economia della cooperativa. Ti aggrada da fare questo triballo, da Meda, appassionata? Meda. E ti aggrada da? Devo fare un altro traballo, pure traballo su notti. Smonto sempre, faccio la sua in mezzo, 2 a su notti, però 5 mesi se sveglia sono ogni giorno bene noi traballare. E non, poi non mi da mi pesare, forse si può se ho appassionato mi deve a cuore questa cooperativa. Tenevo su tante possibilità di fare tantissime cose. Scetti che tocca, scetti a traballare. E te spera sposi in casa di questa cooperativa? Io spero di portare in avanti questo progetto che siamo presentando e chi si aiuta che all'incuno, perché noi purtroppo siamo cooperativa da Vittica, siamo 20 soci e non è che non ho tanta forza come può essere una cooperativa tipo Grava, a Marcedica, più di 100 persone, se no siamo piticchieri, abbiamo un progetto di turismo, abbiamo un progetto di allevamento di ostriche, senti domandavo allevamento di vai gabbia, se vuole fare cania e sparritto. Ma questo progetto che tenete è importante per voi, si può mantenere questa cooperativa, però secondo me è importante vinza sul territorio, che voi si a mantenere questa cooperativa si a mantenere se di tutto l'anno vinza questo luogo. Sì, questo sì, è scelto che il nostro territorio è un pacchetto molto, si può dire che questa costa adesso ristaneso è un pacchetto abbandonata. Noi subito su pacchetto passa la di siti turismo, che se tu permetti, ti sono sicuro che ci dovete su manco questa zona della nostra costa di Arbolea ci dovete valorizzare. Poi pago chi sia, certo purtroppo noi siamo in una zona particolare che non fate manca poi una qualità di cemento, quindi vediamo un po' se nella nostra regione. Come non ve lo spiega, se te non spiega sapere? Ma andavo a bisogno, se faccio più come ti traballo su scocollo su sanguina. Alessandro, tu sei un altro dei giovani di questa cooperativa, tu pure hai cominciato da poco e sei direttore tecnico. E te che narri te a che sei? Il direttore tecnico si occupa di tutte le pratiche dei progetti. Noi abbiamo una serie di progetti, tra cui siti turismo, la possibilità di avere in inglese street food, una sorta di carro. Anche noi poi si dona suisci a sta gente. Devo mi sto occupando di tutte queste pratiche per provare, per cercare di poi in opera questa possibilità. Questo sono tutti i progetti su immediati. In pari concorso sto cercando di poi in casa. L'idea nostra è poi una sorta di piantagione nella nostra ostrica e questo lo fai sul prossimo anno. Okay. Questo è un altro progetto, poi noi teniamo una zona protetta, una zona SIC, Ramsar, Natura 2000. E tutto questo vincolo rallenta tutto ciò che è questa pratica. E tanto noi stiamo cercando di muovere in questa burocrazia in questo modo. Ogni giorno ho contattato l'ufficio tecnico, devo questionare con tecnici, con ingegneri, con avvocati, con assessorato. La verità è che comunque teniamo molta gente che si sta ascoltando, si vuole aiutare, si vuole cercare di fare tutte le cose necessarie per poi in essere tutti i progetti che stiamo facendo. La mia posizione è scetti può gestire tutto il progetto su questa cooperativa. Ascolta Alessandro, un po' vinza Alberto ad aver dato questa razza aliena, che sono arrivati e non sa di spiegare come te possono arrivare e che danno possono causare. E in qualche modo noi sanno che forse sia soluzione potrebbe essere finza a cercare di comprendere se taluna di questa razza possono poi diventare parte del suo mercato frosto. Sì. Se non, in che maniera l'affrontare questa situazione? Noi specialiamo teniamo questo capolo. Questo capolo è un capolo arrivato dalla costa atlantica.
Noso pensavo, e i tecnici pure, sentinao che è arrivato con i sanaisi. Dante scaricao e noi teniamo questo granchio da questo capolo da manco 5-6 anni. Su capolo ponoso poi adesso un mercato. Poi in Europa, in altre parti del mondo, sti vendio e il prezzo è molto interessante. Su questa specialità è questa Meninopsileda e pare a medusa. Non si da gelatina. Questo è un grande problema. Poi non si deve itta esti vadeni in sostegno. Si deve che esti pappa da zooplancton, fitoplancton, oso de pesci, oso de capro, ma non si deve itta si sta arrivando in questo momento. Eu sou contattato sui ricercatori da CMC, sui ricercatori da CNR e sto aspettando questa risposta per cercare poi in essere un piano per lo studio del sostegno e con Agris uno studio che comprende i vai di questa specie qua. Alessandro, nos arnau che questa sabasa sono istranas in qualche maniera. Ite che narrare sono le caratteristiche di questo luogo che la rendono istranas. Sostegno in 30 anni fa avevo detto non avevo saputo. Anche fatto straballo per supporto, che non è un porco, ma è una sorta di protezione per sostegno. E oggi sostegno è saputo. È cambiata questa specie, è cambiato tutto. Sostegno di Tavai in questo momento, con prendi meda, acqua che tendi su cannabis, acqua e bamba. E cambia da questa specie. Non so teniamo una parte dell'anno che teniamo su pesci del mare. Un'altra parte dell'anno che teniamo su pesci di cannabis, di carpa, pesci gatto, teniamo su tutta questa specie di acqua bamba. Ed è in meta particolare questa caratteristica, poi non devo sapere da altra parte. Sì. E quando questionavo con i ricercatori, sempre cercando di comprendere come studiare e cercare la specie per comprendere come andare a sostegno. Terra Nostra oggi vi spiega il suo mondo della vernaccia. Andiamo a fare di questo vino speciale in Sagantina della famiglia Orro in Tramazza. Davide Orro, grazie per essere con noi. Questa volta siamo a intro di una cantina, penso che su chi teniamo a Palasa si potete comprendere. In nome italiane, Davide? La nostra è un'azienda agricola concentrata in coltivazione di sainza, quindi in maniera su strinta e sagrannazza e in sugnedera. Ma fate su pinza produzione alimentare di soia, di crema di olive e altri prodotti di saganzoffa, sosparau, saghibudda, insomma, che causa di portare innanzi su questa cultura della terra nostra, che già sempre a rizio. Ascolta, vediamo direttamente di cosa che in noi sono pagu sameredomo, non la possiamo definire gai, sa vernaccia e spieghiamo perché non dischidi i test, quando nascidi, come te nascidi e ite bisogno di te triballosa o te ne bisogno. Questa cosa nasce comunque a Zobi Arvaiti, circa 3500 anni fa, quando il nostro antico che vivente entra di questa domenica che non sono l'uraghe cominciano a coltivare narauso, no? Non siete a raccolli, ma dai raccoglitori si cominciano a prestare più attenzione ai fundus di aidi e di qualsiasi narauso specie
che sia da mattas o animali e che ricanta un pochetto da selezionare. Grazie a questo lavoro nasce su Vernazza. Questo ormai si deve subito l'archeologia, di tornare a seguito dei materiali meta importanti e meta precisi e documentati su questione di queste cose, ma su un'aia adesso troppo lungo. Siete in su Vuedo, Vernaccia, potevo raccontare 2000 anni. Infatti, quando l'antico romano venivano in Sardegna a dominare, a sapere su Granazza in Nova du battezzato proprio Izzi, no? Vernaculare. Infatti Vernaccia deriva dal latino vernaculum, che è in autoctono del sul luogo e si usa ancora 2000 anni fa, quindi la storia è lunga, è meta lunga, ma può arrivare a noi su noi. E te potete essere un mio che si traballa dentro di questa scarrata. E la cosa più particolare di questo vino è che scarrata non funti presa, a parte appena budiesa. Qui tenemos un lievito, si narra lievito flor, e questo lievito è meta particolare, qui si azida in pizzo del suo vino, in cui passando dei anni comincia a regalare tutto su fragoso, che noi in sardo non su morruai, che è proprio questo sapore che si può intendere se in questo vino, questa Granazza. Dunque, è un vino meda particolare, diverso da tutti gli altri vini che siamo abituati a conoscere in Sardegna, mentre la Sardegna è terra di vinza, è di vino urbano, è meda connotto, però questa vernaccia tiene qualcosa di particolare. Ponare questa vernaccia si vive di mandigande, si lugherimo. Ma dipende dai tateni su prato, si può fare con abbinamento, però in questa classicità di Pruprea, come intendiamo noi, su questo è un vino di poltrona. Di convidare. Di convidare, di fare, di si può questionare in pari, di passare con quelli che da questionando in allegria. Noi come azienda siamo credenti però di fare innovazione e quindi andare a fare vinus sempre fatto con un saiga granazza, però di diversa tipologia che può andare abbinato su rasto. A Morfendau no, come questo vino a barra di maniera particolare in questa scarrata che non sono prenarde su tutto, ma quando va a barra in questa scarrata, se candesse su un momento che inizialmente si può consumare sul prodotto? In questa classicità di Brian su minimo 3 anni su potendo questo murruai. Poi da cui passano da 10, 20, otteniamo sempre una qualità sempre più alta di questo vino. Qual è la storia della famiglia tua, la storia della famiglia Orro che decide di concentrare tutto questo sacrificio sopra di questo prodotto particolare? Beh, questa azienda nasce nel 2006, a posto che abbiamo laureato in agraria. Dopo tutto questo sforzo mio e della famiglia poi si va a studiare, arrivato a comprendere che tocca fare qualcosa per valorizzare veramente questo che è su cannotto. Poi questa storia, come dicevo prima, in Sardegna tutto sono figlio di pastori e di agricoltori, no? Quindi questa storia è questa. Partito di questo, con che se un naschio si è pesato, papendi, ha fatto un domo e buffendi granazza, e in cui a bello con il suo studio si è arrivato a comprendere che teneva un mouse delle cose che fossero veramente uniche in suo mondo. Quindi quando noi stiamo da vernaccia, da zungheso vernaccia di Oristano, e da zungheso di Oristano con che è di gusto territorio e non si fa in altro luogo in suo mondo. Quindi questa è una cosa, a bello diventa una consapevolezza, un comprendi che deve fare con qualcosa. Può entrare in questo sistema che si narra da noi globalizzazione, no? Che pare tu fuori un mau, un sardo, no? Però in realtà è un fuori bello, quindi deve fare comprendere sul mondo quanto sono forti e quanto cosa bella se tu in Sardegna, non deve essere mari o prodotti che conoscono tutti, tu hai altre cose mera belle e deve avere bello ognuno con il suo traballo su, poni
evidenza e fai comprendi a tutti i tavadeus. Da qualche anno si intende diventare sempre di più su fatto che a valorizzare la vernaccia che renare finza a valorizzare un territorio, non che renare solo a valorizzare il vino e alla che conoscere, ma diventa da vinza un fattore culturale. Da un nome, vernaccia di Oristano, non è vernaccia di Davide Orro o vernaccia di Antonio, è proprio questione di una zona. Noi su proprio sanno passato e su spinto me da fondare un'associazione culturale che si è nata dal Museo del Vernaccia di Oristano, si è collaborando con tutti i cantini che fanno questo bio e con tutti i uomini di buona volontà, i gente questionati questo bio, tu gente comprendi, tu gente portare in giro sul mondo. È una cosa che si vende in maniera gratuita, ponendo su tempo nostro, ponendo su denaro nostro e creando sempre conto sulle amministrazioni comunali e pubbliche che cosa dare naturalmente. Davide, è estremamente interessante questa cosa che non si scontavo del Secco Museo, però tanto torniamo a questo conto che siamo tornando che la vernaccia potrebbe essere a fare conoscere un fattore culturale che se no non decidere di bagare sopra un museo. Sul museo si ha che potuto che parte della tradizione, della cultura, della storia di un luogo e dunque ha un museo sopra di un vino. Solitamente si pensa ad un museo di una cosa morta, no? Noi abbiamo ecco, che hai bio, che hai vita in un certo senso. E che lo questionai del suo stato, della storia, dei uomini che hanno affrontato la propria vita su questo bio, e dei gusti che vanno lavorando in noi e dei gusti possibilmente che hanno piegato in mano questo bio in futuro. Non è facile naturalmente, perché di mega sforzo, di passione, di gente che sia convinta di portare innanzi questa cosa. E che noi fai ecco un museo, che noi convinci i uomini che vivono in questo territorio a avere i genasi di uomo, a fare entrare la gente, a raccontare su che ho fatto, su che seuso, su che ho vivo. Poi questo bio è sempre stato entre le famiglie. È sempre stato sul momento delle feste, meta volta vince del momento mauso, però fu sempre in mezzo e quindi per noi rappresenta un po' di sua cultura, dei romus, del nostro territorio. Poi sì, all'inizio dell'intervista che a Guides diversi tipi di vernaccia, ma vinza che si dice un pago scritte a cosiare a un tipo di vernaccia che magari si può usare vinza quando c'è mandicante, no? Contiamola sono pago questa tipologia che sopra vi si ponendo su triballo frusto. Sì, noi siamo partiti sul prodotto tradizionale che abbiamo prima, no? In cui facevo due tipologie, una che era giovanetta, da serie Crannazza proprio con il suo nome in sacro, e fai di 3 anni in questa carrata. E questa zai si vuole cominciare a portare in mesa con caso, con subisce fumato, con altri prodotti, io mi pare che con in meta, proprio sicuro che questa tradizione mi pare che meta con sua frutta, con suo forasto, con suo maone, è una cosa che da saporia in si stati hai. E poi abbiamo il prodotto più classico, la vernaccia di Oristano, no? Questo che si narra da DOC, denominazione di origine controllata, in cui il suo prodotto ruso storico, proprio classico, più vadeuso, che va fino a 8 anni di carrata. E questo, come dicevo prima, sa buffata de poltrona, de savesta, de chiacchiera, una cosa così. Poi io cominciavo a fare cose nuove, proprio seguendo questo sul mercato che domanda, e ho fatto il Sennica, che è un bio bianco, fatto 7 di granazza e fatto tutto in acciaio, quindi non conosco il linna. E questo è un prodotto che andava meda bene, che andava meda bene abbinato su whisky e comunque a zappa da un bello incontro in ristorazione.
altre due tipologie sono particolari, una di narao caresia, che è fatta in carrata de caresia appunto, e l'altra di narao pazienza, che è fatto con la tecnica di appassimento, cioè sai che a ragotta è posta su soio un mese, in cui verdi d'abba e si parla dopo essere un vino leggermente drucchino. Davide, peccato di non tenere più tempo per poter questionare con te, però intanto ringraziamo a Tidi e con ringraziando a Tidi ringraziamo tutta la famiglia Orro che non solo può essere gollio in questa puntata di Terra Nostra, ma vinza su chi si dice che la Mornau medar borta sa vernaccia non è solo vino, è storia e è cultura di questo territorio. Quindi complimenti a voi per su chi siamo e come non dobbiamo convidare. Salute. 30 anos.